Complice anche il bel tempo settembrino, la 16ª edizione di Malghe tra Melle e Miane si è conclusa con il tutto esaurito. Centinaia di persone, giunte da ogni parte del Veneto, domenica 4 settembre si sono date appuntamento nell'area compresa tra Posa Puner e Canidi, per una vera e propria kermesse del pascolo alpino, che ha l'obiettivo di far conoscere a tutti la lunga tradizione lattiero-casearia di queste montagne. Un lungo fiume di persone che ha fatto sosta a Salvedella vecchia e nuova, le due casere ai pian alti e bassi, Malgamont, oltre ovviamente nei due punti focali del percorso, rappresentati dal rifugio Posa Puner e Malga Canidi. Una manifestazione voluta dai comuni di Melle e Miane, come simbolo di unione tra i popoli. È una manifestazione stupenda e soprattutto la dobbiamo collegare a quello che è stato nei decenni passati un momento di forti contrasti fra quelli che erano i territori al di qua del confine nell'ambito bellunese e al di là nell'ambito trevigiano. Però al di là di tutto questo oggi poniamo una nuova pagina alla storia e grazie a questa collaborazione fortissima che è intrapresa da diversi anni tra le comunità bellunesi e le comunità trevigiane, soprattutto tra Miane e anche Valdobbiadene, oserei dire, si sta creando una sinergia perfetta per promuovere quello che è un splendido territorio come quello delle nostre Prealpi. Decine le manifestazioni che si sono alternate nell'arco della giornata, offrendo prodotti tipici locali, giochi per i bambini, gite guidate a piedi, a cavallo e mountain bike, ma anche installazioni nel bosco per rievocare antiche tradizioni, come quelle del Poiat, che un tempo serviva a produrre il carbone vegetale. Da questa giornata possiamo aspettarci solo il meglio, vedendo che giornata è, basandoci sul sole e basta guardare quanta gente c'è, meglio di così. Camminate a go-go, a piedi, a cavallo, in bicicletta, nordic walking, quindi venite e godetevela questa montagna. Nel tardo pomeriggio sosta a Malga Budoi, da quest'anno inserita nel percorso didattico, per festeggiare i 40 anni di gestione della famiglia Curto,